Hola, buen día. Buen comienzo del año. Feliz año 2025. Comenzamos así este año felices y contentos. Pensiero del giorno, domenica 5 gennaio, generosità, generosità. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Dal Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 33. Sei giovane e reclami una vita ideale, totalitaria, radicale? Senti Gesù. Nessuno al mondo ti chiede tanto. Sei nell'occasione di dimostrare la tua fede e la tua generosità, il tuo eroismo. Questa parola di Gesù conclude infatti una serie di esortazioni nelle quali Gesù ti invita a non preoccuparti di ciò che mangerai e vestirai, esattamente come fanno gli uccelli dell'aria che non seminano e i gigli dei campi che non filano. Per fare questo devi bandire perciò dal tuo cuore ogni ansia per le cose della terra, perché il Padre ti ama assai più degli uccelli e dei fiori e pensa Lui stesso a te. E se non puoi disfarti dei beni materialmente perché sei legato ad altre persone o perché la tua posizione ti obbliga ad un contorno dignitoso e adeguato, certamente devi staccarti dai beni spirituali ed essere nei loro confronti un semplice amministratore. Così, mentre tratti con la ricchezza, ami gli altri e amministrandola per loro ti fai un tesoro che il tarlo non corrode e il ladro non porta via. Ma sei certo che devi tenere tutto? Ascolta la voce di Dio dentro di te. Consigliati se non sai decidere. Vedrai quante cose superflue troverai fra ciò che hai. Non tenerle dà a chi non ha. Metti in pratica la parola di Gesù. Vendi e dà. Così riempirai le borse che non invecchiano. Compi queste azioni per Lui. Diglielo nel cuore per te ed adempile bene, con perfezione. Sono destinati al cielo, rimarranno per l'eternità. Chiara Lubick, estratti dal commento alla parola di vita, marzo 1979. Parola di vita. Gennaio 2025. Credi tu questo? Giovanni 11:26.